Ciao a tutti, signore e signore, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Submarine Civilization 6 con la nostra Inghilterra diplomatica. Turno 236, sempre in testa con 12 punti, seguiti dalla Svezia. Una Svezia che però da un punto di vista culturale dice raggiunge la vittoria fra 19 turni. Io ora vorrei, cioè adesso mi viene a dire, cazzo, sta cosa non l'avevo assolutamente preventivata, considerando tra l'altro che la Svezia cioè, non è così estesa e che c'è il Brasile in gioco, che di turismo ne dovrebbe fare tanto. Quindi, no, aspetta, patatone, aspetta, ti do il sal nitro e mi dai la spia e ti do, ecco così, 5 punti di alluminio che non ti servono a niente. Eh? Mettiamo le cose in chiaro, va bene? Il premio Nobel per la letteratura fortunatamente va a Ben Bazinga, quindi l'acquisto di Rock Band costa meno e le vendite saranno di più. Bene, noi ce ne fregava poco e niente di questa cosa. Possiamo andare a Mashahad, quindi in Persia, con la spia che è stata liberata, così cerchiamo di rubare tecnologia ai persiani, o comunque impulsi. E in questo episodio speriamo che la votazione ci faccia bene. Speriamo davvero. Sono molto curioso e tengo le dita incrociate. Intanto ad Hull ho mandato Reina e sono un po' un pirla perché Reina doveva stare a Liverpool, se non ricordo male. Ho fatto un errore nello scorso episodio, non me ne sono accorto. I più attenti noteranno che è l'una di notte e lo scorso episodio l'ho giocato nella mia vita mezz'ora fa. Cioè mezz'ora fa, ho finito un minuto fa lo scorso episodio e quindi... Liverpool. Sono stanco, faccio cazzate, ma voi siete comunque abituati, grazie. Liang riassegna la Hull. Scrivo il mercato sulla banca. Rischio dieta dell'oscurità, 10 turni. Va bene. Qui voleva andare a fare, vabbè, un miglioramento, non ci è arrivato. Non ha fatto in tempo. E Hobart fra 9 turni potrebbe diventare nostra. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. I duplicati della risorsa prescelta forniscono attrattiva. La risorsa non fornisce. Gilgamesh vota qualcosa. Trattato di sviluppo urbano. In questo di distretto non possono essere costruiti edifici. Vemba suggerisce qualcosa. Il giocatore guadagna, il giocatore perde, ok? E un punto di vittoria diplomatica. Qua dobbiamo concorrere. Qui buttiamo tutti i nostri voti. Nella speranza che gli altri non votino contro. Perché se Pedro vota contro di me, vinceranno quelli che votano contro di me. E allora la potrei fare in questo senso. Voto contro di me, in modo da vincere un punto se la cosa passa, e quindi perdo soltanto un punto. E tutti i miei punti li uso per raddoppiare qualcosa che ho. In questo caso io ho molto zucchero, ad esempio. Ho tartarughe. Tartarughe ti porteranno fortuna. Do tutti i punti sul raddoppio delle tartarughe. Ok? Vediamo se funziona sta cosa. Ah, per la produzione e la costruzione di edifici, io raga, qui voto un bel vietato costruire roba culturale. Vietato. Perché uno pensa, se quella sta vincendo culturale, forse è l'unico modo per sopravvivere tutti. La IA sarà così furba secondo voi? Vediamo. Votazione, dai. Incenso Campus. Cristina ne vince 2. Piango. Ritorno alla partita, dai. Ritorno alla partita. Ok, esposizione universale. Niente, quindi praticamente io rimango con Cristina che mi passa, io ho sempre 12 punti. Questo purtroppo... Questo è un problema. Questo purtroppo è un problema. Vabbè, vediamo, dai.
Andiamo avanti. Paremkirkensem. No, Londra. Londra mi fa ora una multicoda. Multicoda, investimenti in snodo commerciale. Soldi. Poi compriamo uso d'arte. Laboratorio. E qui facciamo fognatura. Avanti. Dai. Mi mangio le mani perché qui potevo portarmi a casa probabilmente più voti, ma intanto sto mettendo da parte il supporto diplomatico che userò brutalmente per la prossima votazione. Ah, avevo promesso alla Mecca che non avrei fatto la spia. Ps. Mm. Birmingham non ha fatto il faro, ok, Birmingham glielo compro a sto punto. Facciamo così. Ho dimenticato un'amicizia con Gilghi. Ho dimenticato un'amicizia, quasi quasi ti faccio anche l'alleanza militare, dai, chi si è visto, guadagni più punti di votazione. Cosa dite? Allora, per l'esposizione universale devo fare punti grande personaggio, sono in prima posizione ma non mi fido. Non mi fido. Newcastle ha fatto il laboratorio. Multicoda. Forse studio. Oh oh. Abbiamo rubato la nanotecnologia ai persiani, ma siamo dovuti scappare a piedi. Va bene, dai, vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Mogadiscio, cara. Mi freghi così. Vediamo in vittoria se... Ecco, Cristina non vince più per 19 turni, bene. Bene, bene, bene. Età moderna termina fra 6 turni. Borse di studio completate. Queste ne ha fatte tante Liverpool, ne ha fatte veramente tante. E adesso vi faccio notare una cosa che vi farà sorridere, ma siamo la prima potenza scientifica al mondo. Chi l'avrebbe mai detto tipo 2 turni, 2 episodi fa? Chi l'avrebbe detto? Benjamin Franklin. Allora, Al ha la sua simpaticissima signora Liang. Come vedete ci vado dentro proprio brutale. E devo andare a prendere... Perché non mi sono ricordato, caspita. A parte che sono veramente... io credevo di avere più gente, devo essere sincero. Va bene meglio così. A sto punto il costruttore lo compro. Avrà 4 cariche e mi vanno bene per ora. E la Persia non è molto contenta del fatto che io gli freghi le cose. Tutta una fognatura ai laboratori di ricerca adesso, nelle mie città. Allora, cosa succede? La spia si prende la promozione, ruba come se avesse 2 livelli in più, sì. Perfetto. Prima potenza tecnologica. Che meraviglia. Continuiamo a rubare impulsi alla Mecca, non se ne sono accorti. Ok, Bristol.
No, mi vai bene così, guarda. Petrolio non ne ho. Il carbone sta tra l'altro scendendo drasticamente, purtroppo. Facciamo una coda. Sì, coda, multicoda. Logistica della zona industriale la facciamo 3 volte. Qui la fognatura è andata, facciamo il campus. Oh, che bello, un +3. Bene. Oratorio. Mura antiche. Vai. Vai, 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 vai. Inondazione moderata. La radio è... E adesso teniamo la città che avevano fondato gli australiani, che è Hobart. Iniziamo ad acquistare granaio. Granaio. Mm, granaio e basta, dai. E gli facciamo produrre, in onore dei vecchi tempi, un bel porto della marina inglese. Tanto le nostre alleanze salgono, benissimo. Andiamo a vedere veloci veloci gli scambi. Ci sta. E io adesso vado avanti con la tecnologia, anche se, detto tra noi, ci serve relativamente poco, però ci sta. Andiamo a potenziare un pochino anche il turismo, la cultura e tutto. Dai che riusciamo ad entrare in un'età del... normale, scusate, possiamo partire dell'oro normale. Tutte le migliori storie. E Londra ha appena perso, cazzo. Londra ha appena perso, penso, il suo quartiere economico. Figa. Il Brasile entra in un'età eroica. Ah. Spionaggio. Male. Che ci possiamo dire? Cosa possiamo dire? Intanto qua il tizio che cercavo l'avevo lasciato qua. Perfetto, così non è lontano da Hal. Andiamo a recuperare le altre... sto per dire carotine, tartarughine. Sta impazzendo, è tardi. Occhio, occhio come si è allagato anche il quartiere... Il quartiere della cultura. Male, molto male. Però in esposizione universale stiamo volando di fronte... Quando si preparano alla guerra, i governanti parlano più... Va bene così, dai. Allora, gli artigiani più 11 di produzione, non ci servono, non ci servono a niente, dai. Le leve in mass probabilmente ci dà un po' di oro in più. Ci sta. E ora possiamo recuperare anche una scrittrice che... non fa schifo, ecco, dai. Miei cari. A Mani non l'ho proprio sbloccata, è quella che dà più cariche diplomatiche perché mi interessa relativamente poco. Andiamo da Inshan. No, no. È la capitale della Persia a far saltare in aria la loro base per esplorare lo spazio. Non c'è più fine. Stronzi. Oddio, più visibilità. Ma sì, dai. Prendiamo più visibilità con le altre civiltà. Dai, facciamo così. Che significa? Cioè, se adesso vado qua, vedo qualcosina in più? Sì.
Ho la visuale aperta, ok? E se vado dai... Top secret. Cosa vuol dire top secret? Segreta. Quindi non vedo un cazzo, vabbè. Congresso mondiale. Emergenza militare respinta? Vabbè, è un'emergenza militare, pensavo ci fosse un'emergenza climatica per quello. Oh, in questa partita ce n'è stata solo una. Che sfiga. Questa è veramente sfortuna, eh. Ok, mi hanno ammazzato la spia, la mecca. Non l'hanno presa benissimo. No, non l'hanno presa benissimo. Ops. La cosa buona dei computer? Compriamo il porto internazionale a Londra. Pensavo che fosse stato inondato. Meglio così. E anche a Bristol, visto che sta facendo... Occhio, eh. Occhio, guardate, guardate Bristol adesso che cosa produce. Se fosse una vittoria scientifica sarebbe nelle nostre mani per quella produzione che abbiamo. Eppure non lo è. Cioè, però la sondina lì, l'astronave sulla Luna la mando perché voglio vedere tutta la mappa. Questa la voglio vedere. Bene. Perfetto. Comunque ad Al manca qualcosa. Quando lanci Perché ha una troppo poco missione da cibo. aggiornare, Scusate un attimo. Cioè, c'è qualcosa che non funziona qua. Cioè, ho soltanto 2 di cibo, veramente? Pensavo di non avere il faro. Cioè, come da 4 e 1. 4, 3, 4. Ah, perché ci sono sotto... C'è sotto... come si chiama? No, sono confuso, non lo so. Tanto sento rock band sotto che spingono ad oltranza. E quello che sto cercando di fare è di guadagnare quel punto dell'esposizione universale che è che guardi fondamentale a sia bella in questa così. fase. Allora, va a sabotare lo spazioporto. E tu rubi. Allora, se c'è qualcuno che deve fare lo spazioporto è Liverpool. Però prima facciamo le barriere anti-inondazione. Tanto siamo a più Inginocchiarsi è un 700 dovere. punti sulla Svezia, questo è ottimo. Mm. Ho finito... Ho finito il carbone, no? Ho smesso di venderlo, in realtà dovrei magari farlo più spesso. Ho smesso di vendere materiale? Beh, col cavolo, però se ne dai 2 per turno, col cavolo. Ma sono sicuro di aver messo 20? Sì. S'attaccano. Mhm. Ah, la mia galea, che era partita nel 4000 a.C. Torna a casa, infatti. Un bel upgrade. Giretto di amicizie e di alleanze.
Ottimo. Ottimo, ragazzi. Tra essere leader della ricerca mondiale e rubare gli impulsi, le cose stanno andando benone. Danneggia diga da bastardi, eh. Mi piacerebbe farlo. Aspetta Manchester, scusa, te lo compro il porto internazionale. Tanto... Ti faccio il parco acquatico. Qui comunque c'è stata l'inondazione e non ho più sistemato lo zucchero, me ne sono accorto adesso. Compriamo un lavoratore per... costruttore per sistemare sta cosa. Guardate, c'è un sacco di riparazioni da fare. Oh, bene Liverpool. Vabbè, allora a questo punto spazio porto... Perfetto, qui. Perfetto. Non è male. Questo mi piace molto, però penso che ci arriverà prima la rabbia. Abbiamo salutato i razzi del nostro amico, ok. Ce l'avevo il costruttore. Vedete che devo adesso stare un po' più attento. Ce l'avevo il costruttore che poteva fare, aggiustare tutto, eh. Ora, Unione Economica raddoppia, snodo commerciale porto. 33-41. Non è male. Non è male. Non è male. Così neutralizziamo anche il governatore, giusto per rompere i coglioni. E qui dentro compriamo la ruota panoramica. Che è anche l'acquario. Chiaro. 9 caselle, bene. Bene. In questo Tanto momento abbiamo ci scoperto i sono satelliti, anche se non possiamo lanciarli. E fra 2 turni arriviamo in suffragio. Bene. Balistica avanzata pure. No. Sito allagato, raga, non abbiamo più il campus a Manchester. Merda. Eh, sono dolori. Sono dolori. Ci sono arrivato tardi. il più grande problema. Un otturatore 2 tech casuali mi ha regalato sta tipa, così. Va bene. Vai a Mecca a rompere le palle, tu, dai. No, è Damasco, vabbè.
Era Damasco, la capitale, credo. Ci sono tre cose: uomini, i loro diritti. Oh, finalmente. Sblocchiamo la democrazia. Sblocchiamo la democrazia che ci sconta gli acquisti in oro. Più 21 va bene. Unione economica. New Deal, che ci dà finalmente più 18 abitazione e più 30, più 36 abitazione e più 18 amenities. Più 48 oro. Machiavellismo teniamo. L'eredità repubblicana la teniamo. E mi vado a prendere anche questo gustosissimo. Dove lo trovo? Se lo trovo. Piano quinquennale? No, eccolo, liberalismo. Altra attrattiva. Perfetto. Più o meno. Perfetto, più o meno. Non ho ancora fatto il misticismo. Non ho fatto il misticismo. È una città molto poco spirituale. Dai, intanto abbiamo stravinto. Vittoria diplomatica, grande personaggio. Vanno a noi, grazie a Dio. E stiamo a 13 punti. Primo posto insieme a Cristina pari merito. Però siamo indietro. A sto punto volevo essere già magari 14, 15, 16. Va così, non ci posso fare nulla. La vita, giusto? Mhm, è la vita. Pannellini solari. Ah, qua è proprio tutto lagato. Ok, cazzacci nostri, va bene. Può portare energia solare. Ma che bello. E adesso vediamo come va a finire. Tanti giochi mondiali ci danno modo di fare un altro punto vittoria. Completamento di allenamento, stadi, centri di sport acquatici, ok. Vittoria diplomatica, bersaglio me. Ah, ho messo da parte praticamente 14 punti. Voto me per le armi di massa. Pedro, progetto... fu. Sbarco sulla luna. Raga, mi faccio segno della croce, successivo. Abbiamo un capitale di voti spropositato. Ecco, bene. 30 voti, no. I 2 punti li abbiamo portati a casa. Vince il Manhattan Project, vince Nadir Shah, quindi 2 punti soli. Con Ritorna coraggio alla e con... partita. E adesso iniziamo. Partiamo con 16 punti vittoria. E se andiamo a vincere anche le Olimpiadi arriviamo a 17. Quindi il prossimo episodio potrebbe essere importante. Londra fa uno switch invece che gli investimenti. Questo lo buttiamo via. La coda mi allena solo atleti. Stesso discorso poi fa Bristol. Coda. Vediamo come va. Parco acquatico non è uno stadio. Sono 2 parchi acquatici. Credo che lo stadio si possa fare a Londra. Mitraglie, va bene. A Londra ho... No, ma devo ricercare la tecnologia per fare gli stadi, se no non funziona. Altrimenti non funziona. Comunque ho bruciato tutti i punti che avevo votando me stesso. L'ingegneria è la... Me stessa, perché sono la regina Vittoria. Eh. Eh, I pronomi, i pronomi. Saluta Razzi come se avessi 2 livelli in più. Sì, 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 si vola, si vola. Fammi un quartiere dei divertimenti.
Please. No, non qui. Variante inondazione. Much better. Bene. A inizio episodio mi ero un pochino abbacchiato, adesso sto riprendendo un po' di fiducia con 17 punti, cioè 16 adesso, 17, ottenendo i giochi mondiali, è già fattibile sta cosa. È già un po' più fattibile. Ui, tu, caro. Torna a casa, Alessi. Vediamo. Mhm. Mecca non ha i missili, cioè non ha i missili, lo spazioporto, ma neanche Damasco ce l'ha. Vabbè, allora. Mi pare ora non si riesce. Irrequietezza, mettersi in ascolto. E ruba l'impulso. Eh sì. 4.000 oro è troppo. Sono i costruttori per fare un po' di... per andare a vedere se riesco in qualche modo a fare delle centrali anche solari. Così ad esempio riesco a evitare di fare altre centrali a carbone. E poi posso fare la borsa, che ha bisogno di moltissima energia, anche quella. Al momento non la sto costruendo la borsa da nessuna parte e è un peccato. No? Tu scendi e fai qui una bella figata. Queste fattorie spingono. Una bella centrale solare. Il vizio intrinseco del Ok, capitalismo. è iniqua dei beni, quello del Fa vedere un socialismo. attimino la cosa dell'economia di mercato, eh. Pensavo meglio. Pensavo meglio, devo essere sincero. Dai. Allora. Chi lo sa? Chi lo sa? No, il misticismo non lo voglio. No, 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 aspetta, 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 eccoli, 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 eccoli. Gli stadi li ho trovati. Secondo me non faccio in tempo ad arrivarci, però... Adesso noi siamo praticamente ultimi. Questi hanno 6 punti, non so perché. Avranno allenato gli atleti già. Può essere. Ecco, questo che volevo fare. Ultimo turno, dai, volevo dare l'energia a Sunderland con una bellissima centrale fotovoltaica al polo sud. Comodissima, dicono. Ah, qui abbiamo il petrolio. Plastica. Plastica, ragazzi. Dai. Ci si ferma. Bello questo. Ci si ferma qui. Ci si ferma qui. Vi do appuntamento al prossimo episodio, nel quale andiamo a vedere se la prossima votazione ci porta a 19. Anzi, prima vedremo i giochi mondiali che dovrebbero portarci a 17 e poi la votazione che ci porta a 19 e poi si vedrà. Si vedrà se vincono Pedro, Vember, Saladino con la scienza, Cristina con la cultura, gli arabi con la religione non ce la faranno mai, o noi con la diplomazia. Dai di è tutto. Adesso si va a nanna, per me. E vi auguro una fantastica giornata o serata. A presto.